Seconda giornata di operazioni stazioni sicure in Sicilia. Sono 680 le persone controllate, 131 i bagagli ispezionati, 68 gli agenti impegnati in 57 scali ferroviari della Sicilia. Questi sono i risultati conseguiti dal compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia durante la seconda giornata dell'anno dedicata al tema stazioni sicure, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria nella giornata del 15 febbraio scorso. Gli operatori della Polferra, anche con l'ausilio delle unità cinofile della Questura di Palermo e Catania, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari dell'isola, sui treni e in un deposito bagagli al fine di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario. L'operazione si è svolta sotto il coordinamento della sala operativa della Polfer, che ha dislocato le pattuglie equipaggiate con metal detector e palmari in base al flusso dei passeggeri in transito e verso le aree maggiormente sensibili. A Catania, ad esempio, i poliziotti impegnati nel noto servizio hanno elevato 28 sanzioni amministrative al codice della strada nei confronti di tanti automobilisti indisciplinati e 5 sanzioni amministrative nei confronti di esercizi commerciali non in regola con le normative vigenti.